Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo dell'ultimo lavoro. Lui ha scritto il primo, in realtà è l'ultimo perché tutte le dispense che parlano di radionica sul sito ilcapitano.altervista.org sono ad opera sua, anche se in passato ha collaborato con altri radiestesisti e molti circuiti sono nati appunto da questa collaborazione di più studiosi, appassionati. In realtà è giusto rendere onore e merito alla persona che ha donato al mondo, perché sono gratuiti e scaricabili da ogni angolo di questo pianeta, ben oltre 122.000 copie dei PDF che trovate appunto sul sito che vi ho detto. Questo ultimo lavoro, che conta ben 77 pagine, è una raccolta condensata e ragionata di tutti i principali circuiti. Dunque, se prima dovevate scaricare qui, scaricare là, ne trovavate uno qui, ne trovavate uno là, adesso sappiate che sono tutti radunati con un ordine che segue una logica che adesso andiamo a vedere assieme. È sicuramente un dono immenso per quanti amano la radionica, per quanti stanno cominciando a conoscerla, per chi la usa già. Poter ritrovare tutto un materiale così prezioso radunato in un unico volume e soprattutto completamente gratuito. Vi ricordo www.ilcapitano.altervista.org. Vediamo appunto, tolte le prime pagine nelle quali ci sono le indicazioni anche di eventuali lavori che potete richiedere al Marietto Veneziano e il modo per contattarlo, modo orari, una piccola prefazione che ho scritto e qualche piccolo esempio di utilizzo. Abbiamo, ecco, già a partire, questa è la base perché quasi tutti utilizzano la radionica e la radiestesia per porre delle domande, per trovare appunto delle risposte. E dunque ogni circuito è sempre seguito dalla spiegazione di utilizzo. Qui ce n'è un'altra versione, vanno bene entrambi, poi sarà a vostro gusto decidere con quale delle due versioni del sì no siete più, come dire, compatibili. La differenza principale, perché c'è una differenza, è che qui la risposta è netta, o sì o no, con la possibilità appunto di posizionare un testimone in questo spazio, uno spazio un po' più capiente, un po' più ampio, mentre l'altro è sì no, non è il momento, che può voler dire non è il momento di ottenere questa risposta, non è il momento di porre questa domanda, non è il momento di realizzare questa cosa che state chiedendo e così via. Dunque lascia, diciamo, un margine in più, come un eventuale forse, ecco, anche perché non sempre la risposta è un categorico sì o un categorico no, a volte quel non è il momento può lasciare spazio ad altre indagini. Abbiamo anche sia questa versione dei Bovis, cioè del circuito, del quadrante, scusate, radiestesico per rilevare le frequenze. La differenza fra questo e questo qua, che sono presenti comunque entrambi nel PDF, è molto semplice. Questa scala che si presta meglio alla misurazione anche umana, perché la maggior parte delle persone sta all'interno di questo range 0, ovviamente 0, speriamo nessuno, che è veramente brutto, almeno per questa forma esistenziale nel piano materiale, e poi 24.000, ecco, con anche
alcune specifiche sulla tipologia di vibrazione e a cosa appunto assomiglia, mentre questa è per le alte frequenze, dunque si va sempre da zero, riprende sempre la scala entro cui generalmente ritroviamo i valori di radiazione umana, ma anche va ben più su fino oltre i 100.000 bovis, dunque serve per grandi misurazioni, grandi movimenti, diciamo così, energetici. C'è un altro quadrante molto utile nelle interrogazioni, per esempio quando è il periodo più propizio per fare una determinata cosa, oppure in quale mese si verificherà quest'altro evento e così via. Insomma, per interrogare i mesi dell'anno. Abbiamo un circuito invece per l'ambiente in cui ci troviamo, questo ripulisce le energie congeste all'interno delle stanze e dei luoghi, dunque ecco che possiamo lavorare anche nell'ambiente circostante, con ovviamente le istruzioni d'uso. Non sto a dirvi tutte le istruzioni perché comunque le trovate nella dispensa. Eventualmente se avrete delle domande potete sempre scrivermi tra i commenti, io sono sempre molto disponibile, penso l'abbiate capito, nel dare delle risposte. Sempre per gli ambienti dove viviamo questo protegge e difende la casa, la difende anche dai malintenzionati, creando delle vibrazioni che, come dire, in qualche modo non sono compatibili con un certo tipo di esperienze. Andiamo ancora avanti, questo lo conoscerete sicuramente, era fra le dispense del picchio, zampa, pinguino, questa è la famosa dispensa di cui abbiamo già parlato nella raccolta in 6 volumi in precedenza. Anche questo invece lavora sulla persona, in particolare sul femminile, dunque sulle donne, per scaricare fatica, stress, vedete che qua c'è uno scarico terra, e per rigenerare e ricaricare, anche e soprattutto per chiarezza mentale, per i propositi determinati, insomma per aiutare particolarmente con tutta la simbologia legata anche al numero 3, che è ovviamente contenuta in quel simbolo esoterico. La stessa cosa per l'uomo. Ovviamente sempre le spiegazioni, le indicazioni d'uso. Un altro per il lavoro sull'aspetto fisico, non l'aspetto inteso come estetica, ma il lavoro sul fisico, sul piano fisico, per la pulizia dei chakra. Dunque, come vedete, questa volta è organizzato anche per argomenti, in modo appunto da avere una facilità nell'utilizzo, ma anche insomma, utilizzare proprio non solo il circuito, ma anche proprio la dispensa in sé. Le solite istruzioni importanti, sempre per i chakra, un quadrante per la loro misurazione, molto semplicemente se avremo un testimone della persona potremmo metterlo qui, o qui comunque potremmo appoggiare un biglietto con il nome, cognome e data di nascita della persona, se conosciamo il codice fiscale mettiamo il codice fiscale, insomma tutto quello che possa ricondurre all'unicità di quella persona. Di volta in volta potremmo interrogare i vari chakra, nel senso che possiamo posizionare un testimone qui, come ho detto, e con la mano libera, cioè non quella che tiene il pendolino, appoggiarci sul chakra e chiedere di misurare appunto un chakra alla volta, ottenendo così 7 risposte sullo stato appunto di salute dei chakra. Istruzione. Lavorando sempre a livello energetico su maschile, femminile e quello che riguarda appunto la coppia, ecco il famoso quadrante che vi ho mostrato anche l'altro giorno parlando appunto della radionica nelle coppie. Così non dovrete cercarli qui e là, sono tutti contenuti, anche quei quadranti per la coppia sono contenuti in questa dispensa. Istruzioni, altro quadrante per unire 2 persone. Allora vi voglio dire che
questo può essere utilizzato anche per favorire l'incontro non soltanto di due partner sentimentali, ma anche di eventuali partner lavorativi, oppure tra genitori e figli, tra tutte le persone appunto che vogliono trovare un punto di incontro, un modo per dialogare, per comprendersi. E qui le istruzioni. Sempre per la coppia, l'armonia della coppia, questo ve l'ho mostrato sempre nell'altra condivisione video e dunque come avete visto lo trovate qua. Per la valutazione della coppia un quadrante apposito, pertanto potrete scrivere nome e cognome delle due persone che formano la coppia e vedere lo stato di vitalità o in che tipologia di relazione sono due persone oppure no, noi stessi con il nostro partner. Allora, sempre per il lavoro sulle persone, ecco che abbiamo un quadrante per la valutazione del carattere. Anche questo può essere utile nelle interrogazioni che riguardano appunto la coppia. Andiamo avanti perché qui ce n'è tantissime. A questo punto possiamo interrogare, come vedete c'è un filo conduttore che ci accompagna perché possiamo vedere anche il tipo di intelligenza del singolo che forma la coppia, ma anche la nostra stessa intelligenza, così da capire quali sono anche certe predisposizioni che abbiamo, se abbiamo una mente più matematica, una mente più pragmatica e così via. Ci aiuta a capire se abbiamo ancora difficoltà ad individuare un nostro campo d'azione, ci aiuta anche eventualmente a capire le predisposizioni dei figli o delle persone che abbiamo intorno o di chiunque ci chieda consiglio. Questo è molto importante, è un circuito veramente utile quando abbiamo situazioni di emergenza o situazioni difficili da risolvere che chiedono appunto un nostro intervento o comunque chiedono appunto una risoluzione, potremmo utilizzare appunto questo circuito qui e qua ci sono le istruzioni per l'utilizzo. Ancora scudo di protezione, questo è basato sulle rune, è importante sempre per lavorare sull'individuo, sul singolo, sulla famiglia, a seconda del testimone che utilizzeremo, potrà essere una foto di famiglia, una foto dell'abitazione, qualsiasi cosa, insomma, imprimeremo questa difesa attraverso l'energia delle rune. Le solite istruzioni. Questo è bellissimo per tutti quelli che amano lavorare sul potenziale, non solo il potenziale spirituale, cerebrale, ma proprio sul potenziale 360 gradi di quelle che sono le nostre percezioni, la nostra capacità appunto di sentire o di vedere. Ecco qui un bellissimo circuito per i sogni premonitori. Tantissimi desiderano poterli fare per avere magari anticipazioni o istruzioni su cosa fare o come muoversi in determinate circostanze ed ecco che, allora qui le istruzioni. Tornando alla coppia, abbiamo questo, è un altro scudo di protezione per la famiglia, ma anche dal momento che è impresso all'interno di un vortice ad anello, creare le circostanze per una famiglia armoniosa, una coppia armoniosa e sana. Ok? Questo è bellissimo anche per la coppia, se già siete in coppia o se volete formare una famiglia e una coppia, quello è eccezionale. Questo non ve l'avevo detto nell'altro video, ma il Marietto Veneziano ci ha fatto questo dono bellissimo con le istruzioni. Sempre appartenente alla difesa, anche questo è un circuito che respinge le vibrazioni negative. È molto bello perché appunto al di là di tutto possono essere anche vibrazioni autoindotte che magari ci trasciniamo dietro e che involontariamente alimentiamo. Dunque anche questo è bellissimo con le istruzioni da mettere in pista. Il circuito con l'OM, la vibrazione primordiale.
potete star certi che i benefici che può portare questo simbolo sono molto, molto importanti, molto forti e possono appunto contribuire a riportarci un po' al centro, a percepire anche le cose da un punto di vista, diciamo, più connesso all'uno e ai disegni divini, al progetto divino, dunque a farci sentire anche parte del tutto. Queste sono le istruzioni di utilizzo. Il famosissimo disimpregnatore, questo lo conosciamo molto bene ormai, anche perché è presente nella maggior parte dei circuiti in piccolo e come sapete è capace di azzerare le informazioni vibrazionali di qualsiasi oggetto, non però persone. Poteva mancare la croce cosmica? C'è gente che è morta per questa, per poterla divulgare e dunque non poteva mancare, grazie Marietto Veneziano per averla inclusa. E come è inutile che vi racconto altro, sulla croce cosmica ho fatto addirittura un video proprio per lei, dunque andatevelo a vedere. Lo scudo a stella di Davide ovviamente ha tantissimi altri nomi, viene chiamato in modi differenti, comunque è uno scudo potentissimo che appunto viene utilizzato soprattutto nell'ambito magico, ma può assolutamente essere usato proprio come difesa occulta ad ampio spettro, possono metterlo in atto tutti, non necessariamente solo durante i rituali. Il nove cerchi serve a impregnare qualsiasi cosa con le vibrazioni che andremo a mettere all'interno. Vale a dire che potremmo utilizzare questo spazio vuoto per indicare che cosa, quale informazione vogliamo trasferire e poi posizionare un testimone sopra. Il fatto che ci siano addirittura 9 cerchi concentrici, che tra l'altro, se ci fate caso, non so se avete questo spirito di osservazione acuito, ma la croce cosmica ha 9 cerchi concentrici, dunque immaginate il potere moltiplicato per 9 di questo circuito e qualsiasi cosa appunto che noi andremo a scrivere qua dentro può essere utilizzata per veicolarne la vibrazione analoga sul testimone. Dunque è ottimo soprattutto per esempio quando estrapoliamo i numeri cosmici. Andiamo avanti, istruzioni, losanghe, anche questo per l'impregnazione di un testimone. Possiamo emettere delle intenzioni, possiamo trasferire qualsiasi tipo di informazione a un testimone. Anche questo ha le istruzioni. Questo ricarica non solo a livello mentale le persone, ma anche proprio a livello di carica fisica, dona serenità, equilibrio e anche maggiore concentrazione. Comunque assolutamente andiamo con le sue istruzioni. Dono preziosissimo, melatonina. La melatonina questo circuito è stato creato da Ruggero Moretto. Il Marietto Veneziano a suo tempo lo ha circoscritto in questo riquadro, permettendone con lo smagnetizzatore di mantenerlo sempre pulito e in grado di respingere le energie che si possono congestionare appunto sul circuito, non rendendolo più come dire, prestante e performante come all'inizio, quando è appena stampato. Dunque, una volta che lo stamperete, questo dispositivo, diciamo così, permette appunto di renderlo, di farlo perdurare nel tempo, molto di più di quanto appunto non sarebbe possibile utilizzarlo. I circuiti possono essere plastificati perché appunto così non si deteriorano e anche l'inchiostro oppure il circuito in sé
non deteriorandosi, può durare molto di più nel tempo. La melatonina, se non sapete cos'è, informatevi, è importantissima comunque, poiché durante la notte già il nostro cervello, la ghiandola ipofisi, insomma, rilascia melatonina, che è una sostanza che ha la capacità di armonizzare tutta la produzione ormonale dell'organismo e dunque non solo agisce sui giusti cicli sonno-veglia, ma anche su tantissimi altri livelli che sono appunto legati alla capacità di regolazione dell'organismo. Eh, Partecipa appunto al mantenimento dei processi di, di i processi cellulari, dunque contrasta l'invecchiamento precoce, è in grado di contrastare l'azione dei radicali liberi e dunque anche l'azione nociva di malattie degenerative. Non voglio dire che faccia i miracoli, ma sicuramente fa la differenza. Dunque provate a usarlo, magari posizionando un bicchiere sopra. Un altro circuito molto importante è la Pollonius, di questo anche ho già parlato e dunque andrei rapida perché ho già sforato i 20 minuti e dunque andiamo oltre. Esiste poi un altro scudo, io chiuderei la carrellata molto velocemente, valvola antisismica, bellissimo, questo a tutte le donne piacerà, ma anche agli uomini, rinforza i capelli. Andiamo oltre. Questo è un altro bellissimo circuito che permette di espandere le percezioni extrasensoriali. Tutti siamo su questo cammino per poter percepire di più e dunque ecco l'ultima perla in chiusura e poi il contatto per il Marietto veneziano. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, ma soprattutto ringrazio il Marietto veneziano per il suo ennesimo dono preziosissimo. Grazie a tutti e alla prossima condivisione. Vi abbraccio uno ad uno e grazie per il vostro sostegno. A presto, dalla vostra Edegarda.